Noi chiediamo interventi concreti di prevenzione primaria che salvaguardino la salute della popolazione e vogliamo che da un punto di vista di emissioni ci siano dei tavoli con i ministeri dell'ambiente e della salute. Quello abbiamo chiesto al prefetto non abbiamo più chiesto di incontrare Regione Marche e Comune di Falconara perché riteniamo che in questi anni abbiano consumato tutte le loro possibilità di fare qualcosa di concreto, quindi vogliamo parlare direttamente con i ministeri affinché si diminuiscano le emissioni su questo territorio. Siamo stanchi di sentire che succedono più che altro queste cose, di sentire questo cattivo odore che abbiamo sentito una settimana fa e praticamente stavi sia dentro casa che fuori di casa e avendo pure paura per la nostra salute. Io sento che questa città, avendo la raffineria così vicino alla città, ha questo problema dell'inquinamento, è un forte problema da tanti anni che se fanno una buona manutenzione e un buon controllo possiamo stare più tutelati come cittadini. C'è stata una situazione abbastanza complicata perché intanto abbiamo dovuto tenere le finestre chiuse, abbiamo abusato dei malesseri, oltre al fatto di essere andati a denunciare dai carabinieri, per cui è stata una situazione veramente complicata per tutti quanti. E, oltre al discorso che sicuramente ci avrà inquinato, questo già lo sappiamo, noi speriamo di non ci abbia portato danni in un futuro per la salute, ma lo pensiamo un po' tutti purtroppo. Io abito da sempre a Falconara e ho sempre sentito dire che quell'ambiente che noi vivevamo era sicuramente un ambiente in salute. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il 12 di aprile, ma con il 12 di aprile non abbiamo fatto altro che incentivare o svegliare per fortuna un po' di persone. Siccome ci hanno detto che praticamente tutto quanto era normale, cioè tutti i valori che sono stati invece considerati molto più alti delle norme, invece hanno fatto il calcolo che è tutto normale, per cui io mi sono sentita il dovere di dire ma se ci ammaliamo qualcosa c'è che non va, per cui forse i valori non sono proprio quelli giusti che dovrebbero poi considerare.